Buongiorno e benvenuti a 7 in punto. Spesso ci occupiamo di persone che in qualche modo fanno la storia, uso il presente del nostro territorio, giovani pieni di idee e di creatività. E oggi voglio presentarvi Giulia Maria Dotto, che quando le ho chiesto ma qual è la tua professione, lei mi ha detto connetto luoghi e persone. Buongiorno e benvenuta. È una giovane donna piena di idee, di creatività, che si è creata una professione, Fissa Istanti. Ci racconta? Allora, Fissa Istanti è stato un po' quello che mi ha condotto in questi anni, nel quale ogni fatto della mia vita è stato conseguente, niente di premeditato, ogni veramente episodio è stato una conseguenza, ed ora veramente mi ritrovo ad avere questo bellissimo bagaglio di ricordi. Perché Fissa Istanti? Perché mi piace creare degli incontri, dei momenti che restino impressi nel cuore delle persone che vi partecipano. E andando un po' così ad ampliare questo termine, ovviamente si tratta di organizzare degli eventi, che siano essi eventi dove si fanno delle presentazioni, eventi aziendali, qualsiasi tipo di evento. Mi piace proprio che le fissino qualcosa di emozionante, quindi un'emozione nel cuore. Io il simbolo del cuore sono molto legata, in realtà ne ho sempre con me, li disegno, li cerco sempre in giro, e per me è molto importante perché vuol dire creare un qualcosa che senti da dentro. Quindi sì, ci possono essere tutti i presupposti possibili, però quando una cosa la senti da dentro, è una vibrazione, un'emozione, secondo me è il risultato maggiore. Questo approccio alla comunicazione, all'organizzazione, alle pubbliche relazioni, se vogliamo, anche al marketing, un approccio emozionale, esperienziale, è un po' la novità, no? La rivoluzione di questi ultimi anni, forse anche negli ultimi mesi, e forse anche il campo in cui voi giovani comunicatori vi state mettendo in gioco. A coloro, perché i detrattori ci sono sempre, che potrebbero dire sì, vabbè, è una nuova trovata di marketing, parlare di cuore, di emozione, di esperienza, alla fine per vendere un prodotto, mi passi la brutalità, che cosa si sente di rispondere? Perché magari si potrebbe leggere come una sorta di neuromanticismo, anche di riflettere sul contenuto delle emozioni più che sul contenuto dei prodotti. Ma io in realtà non mi sento di dare una risposta, nel senso come proprio per ribaltare un po' quella che è la provocazione. Mi sento di dire che io e lo staff che lavora assieme a me io sono una persona vera, e quello che facciamo è qualcosa di vero, e questo credo che in questo momento, soprattutto economico, sia davvero molto importante. Quindi non ho mai pensato a creare una determinata strategia. Ultimo, proprio la mia immagine è che, nonostante sia più di 12 anni che faccio questo lavoro, abbia una società, un team di 4 persone, non ho mai voluto metterla in mostra. Fino a poco tempo fa non avevo neanche un sito, quindi proprio ho sempre cercato di far parlare i fatti, e i fatti sono proprio queste emozioni di cui parlavo prima. Quindi sì, di base io posso essere anche romantica di mio, però poi quando si tratta anche di realizzare per esempio un evento aziendale, non è che stiamo parlando solo di frivolezze o no, stiamo parlando di appuntamenti, comunicazione, marketing, sì, pubbliche relazioni sono cose molto serie, anzi sono quell'elemento determinante oggi, se si vuole che il prodotto, che sia un prodotto manufatto ma anche un prodotto idea, possa in qualche modo avere uno sviluppo. Anzi, non si può essere superficiali o avventati in questo, bisogna avere una professionalità dietro. Esatto, questo sì, quindi secondo me quello che proprio lei dice, professionalità, si connette al fatto dell'essere vero. Quindi io credo che sempre più il mercato premi quando ci sono questi elementi dietro, quindi una grande preparazione, quindi essere sempre veramente preparati, anche magari dopo dove non si arriva a concretizzare, ma avere una preparazione molto profonda, essere competenti e seri, nel senso che comunque a volte può capitare di non essere in grado di portare avanti una determinata cosa, piuttosto di non poterla sviluppare da soli. Per esempio, a me piace moltissimo creare delle sinergie, credo siano molto importanti in diverse vesti, uno tra tutti tra professionisti, la prima, sinergie pure e vere tra competenze, e queste possono essere veramente un bel plus, cioè un valore aggiunto che riesce a mettere insieme proprio realtà diverse, ognuna perché
perché magari sente più sua una cosa, in realtà non è perché uno magari ha studiato o l'ha fatto. Io credo che veramente in questi temi, in questi settori, bisogna sentirle le cose, cioè non le puoi aver, io mi confronto anche con tanti giovani, ho studiato, sì, puoi aver studiato tutto quello che vuoi, però poi se non le senti tu e se non ti danno quell'entusiasmo, quella voglia di, non riesci veramente a farle. Quindi le sinergie e le collaborazioni sono molto belle da questo punto di vista, e un'altra secondo me bella realtà è quella di mettere insieme mondi diversi. A me piace sempre creare degli appuntamenti che connettano, dico appunto luoghi e persone, esiste qualcosa di meglio perché è vero, ma anche mettendo insieme mondi diversi, quindi comunque mettendo assieme in un evento magari che si occupa di un articolo manufatturiero, magari un mondo legato al food, piuttosto che una particolare presentazione di una cosa trasversalmente diversa, un prodotto moderno con una presentazione magari di una musica classica, cioè creando mondi che si vanno quasi a scontrare, no, ma comunque creare degli effetti anche che sono molto distinti tra loro, però mettendo assieme un mix che veramente assieme poi dà un bellissimo risultato. Quindi queste sono due leve secondo me molto importanti. La multisensorialità, no, di cui ci sta parlando è qualcosa che progressivamente nella sua esperienza professionale ha visto emergere come esigenza magari non codificata da parte dei clienti, o è qualcosa che in qualche modo lei nel suo modo di comunicare ha cercato di comunicare al cliente come nuovo mezzo per trattare un evento, insomma una rivoluzione se vogliamo? E credo che sia questo, ho cercato inconsciamente, io come dicevo all'inizio, anche tutti i miei passi non li ho mai fatti veramente considerando il successivo, sono stati molto veramente conseguenziali tra loro, e anche in questo ho cercato di mettere assieme queste esperienze coinvolgendo diversi elementi sensoriali in maniera quasi spontanea, i primi, e poi mi viene adesso quasi ogni volta mi rendo conto che li metto assieme e li presento così ai miei clienti, che generalmente vengono da me chiedendomi una mia idea, una mia proposta. Generalmente ho la fortuna di avere abbastanza carta bianca, comunque di poter lavorare assieme al cliente, quindi comunque di costruire assieme in base anche alle esigenze, perché io posso avere ovviamente un'idea, magari mi capita ogni tanto di dire guarda, l'idea ci piace un sacco, però in questo momento ovviamente non è fattibile per determinate o linee guida che possono avere alcune aziende, oppure delle esigenze anche poi legate magari strettamente dal punto di vista economico, però vedo che questo approccio piace molto, perché comunque è un qualcosa che sente anche, il cliente si sente coinvolto, diciamo, il fatto di essere preso parte da questa multisensorialità è una cosa che piace molto, e in realtà poi noi andiamo comunque a colpire il pubblico finale di riferimento, quindi comunque è un coinvolgimento che arriva su tutti i livelli, quindi viene facile coinvolgere un po' tutti quanti i vari pubblici di riferimento. Lei ha sottolineato l'importanza di essere seri, perché c'è il rischio che in un mondo di cui facciamo parte un po' tutti, no, della comunicazione, i ruoli non siano distinti e ci siano anche molti professionisti qualificati, ma anche molti improvvisati, e magari anche la non capacità di identificare l'agenzia, l'esperto che deve essere anche in sintonia con il tuo modo di pensare e di proporre. Ci deve essere uno stile abbastanza simile, no? Tra chi comunica e chi vuole comunicare, qualunque cosa essa sia, dal prodotto si diceva anche ad un evento stesso. Sì, allora io ho una domanda che non voglio ovviamente andare a giudicare o diciamo quello che possono fare i colleghi. Proprio come richiesta del mercato, sì, cioè richiesta diciamo di serietà, questo è consolante. Io credo che il mercato è arrivato proprio a un momento in cui si rende conto della situazione, quindi quando ci si trova davanti a fare una scelta, che poi è una scelta economica anche importante, perché a prescindere dai budget comunque ovviamente qualsiasi tipo di scelta imprenditoriale è una scelta importante,
e credo che si noti la differenza, o che comunque ci sia la ricerca a veramente trovare qualcosa di serio, di qualificato, di andare a vedere le garanzie, quindi non solo l'apparenza, ma comunque di andare a vedere poi anche il percorso e l'effettivo poi svolgimento, e anche questo, come diceva lei, questa connotazione simile tra quello che può essere il modo di essere dell'azienda e poi dell'agenzia o del professionista che si avvicina, è un elemento molto bello di unione, perché quando ci si riesce a capire, si riesce a essere sulla stessa linea d'onda, è molto più facile lavorare, diventa comunque più snello, più divertente, anche perché poi alla fine il bello del lavoro è che deve essere divertente, cioè comunque se non ci si diverte inizia a essere difficile, si creano delle tensioni anche inutili, quindi diventa tutto più faticoso e più macchinoso. Quindi... Come si è passati dallo spot pubblicitario nudo e crudo, anche se magari elaborato da affermatissimi registi, a invece necessariamente creare un evento, che poi con questo termine creare un evento vuol dire dare qualcosa in più, no? Vuol dire creare aggregazione, vuol dire fare cultura poi essenzialmente. Allora, prima un piccolo aneddoto, perché io sono sempre cresciuta nel mio mondo lavorativo dicendo ma cos'è che fai tu? Ma vivi di questo e così? Che forse è la domanda che magari i telespettatori si fanno, alcuni telespettatori si fanno, infatti noi amiamo presentare queste, tra virgolette, nuove professioni per capire e anche per dare magari degli spunti a dei giovani che volendo... Sì, beh, questo io ci tengo tantissimo, infatti spesso vado all'università, anche sono invitata spesso da alcune professoresse, sono stata di recente allo UAV, sono stata a Ca' Foscari, allo USV, proprio per trasmettere ai ragazzi che c'è la possibilità di, perché purtroppo, e qua non me ne voglia, ma ogni tanto siamo collassati da questi titoli di giornali sulla disoccupazione, sul lavoro. È vero, c'è sicuramente una situazione economica difficile e dobbiamo rendercene conto e esserne consapevoli, però la possibilità di fare, di emergere, di creare c'è. Io sono di questo, ne sono io prima testimone, sono testimoni i ragazzi che lavorano con me e comunque credo che la possibilità di creare, certo non è facile, cioè non si può arrivare ovviamente subito, dire non so, pretendere di avere uno stipendio, un certo tipo di posizione, un certo tipo, cioè bisogna costruire, però se dietro c'è questa voglia che dicevo prima, non voglio ripetermi, ma perché ci credo veramente, io la sento mia, e la possibilità c'è in diversi settori. Io posso parlare del mio, però io mi confronto spesso anche con altri imprenditori, con altri professionisti e molti manifestano la stessa sensazione che ho io, quindi questo sicuramente è un segnale che ho piacere di trasmettere perché lo ritengo veramente vero e anzi sono anche a disposizione. Proprio prima di uscire sono andata a fare aiutare dei ragazzi che devono fare una tesi per un esame all'università, proprio perché li avevo incontrati in una lezione e mi hanno chiesto perché vorrebbero cimentarsi nell'attività. Ho detto ben volentieri, io sono qua, ho detto se avete bisogno. Quanto è importante chi si mette in gioco, che non pensi di diventare la grande agenzia con fatturato stellare, ma invece che ognuno cerchi di coltivare il proprio orticello, avendo un mercato di nicchia e magari garantendosi poi la quotidianità, un quieto vivere. Quanto è importante fare questo scarto, perché se penso agli anni '80, agli anni dei grandi spot pubblicitari, sì, dopo torniamo, ecco, c'era appunto un lancio, no? Si diventava la grande agenzia, ricchissimi. Quanto invece oggi sono un po' cambiate le cose, e io dico merito anche della crisi economica, e c'è spazio per tutti purché ci si accontenti di quello che diventa anche una dimensione naturale e normale, perché poi esagerare... Sì, quello diciamo secondo me è molto poi soggettivo in realtà, perché poi dipende da quelli che sono gli obiettivi ovviamente e anche la tipologia di attività, ma un po' sicuramente il fenomeno delle grandi agenzie, ma come lo è anche nel lato commerciale, con le grandi compagnie, nelle campagne commerciali, è tutto adesso questo mondo ridotto. Però lì
rischia che diventino delle campagne aride e senza magari quell'afflato che nel piccolo, un po' l'artigiano della comunicazione, il fatto a mano, no? Ecco, un po' il fatto a mano su misura, poi alla fine fa la differenza, c'è un ritorno secondo me. Il lavoro proprio sartoriale, che proprio lo vediamo anche nel costruire, allora tornando un po' alla domanda di prima, al fatto come è cambiata anche la comunicazione, quindi come questi eventi danno la possibilità di comunque creare una comunicazione trasversale. Io sono comunque favorevole a continuare la molteplicità degli strumenti di comunicazione, quindi adesso ovviamente spinge molto sul digitale. Io consiglio sempre ai miei clienti di non trascurare però quello che è il tradizionale, cerco sempre ovviamente salvo dei prodotti che devono essere magari per il target spinti solo su un determinato canale, però di non tralasciarli, perché in questi canali di comunicazione metto anche quelle che sono le fidelizzazioni di quello che è il tuo consumatore e anche il fatto che possa vivere questo marketing esperienziale, che poi insomma che possa vivere l'esperienza del tuo prodotto, e quindi ecco come arriviamo al mondo evento. Mandare un invito su carta e magari con un fiore, no? Può essere ancora un modo... Sì. Io credo che assolutamente sì, ormai non siamo più abituati neanche a queste cose, perché siamo talmente travolti dalla mail, addirittura dal social network ormai, perché ormai anche le comunicazioni di lavoro avvengono attraverso i social. Sono già in una fase di crisi. Perché io avverto che stiamo arrivando a un livello molto... con distorsione dell'utilizzo, quindi un po' come è stato anche per l'utilizzo delle mail, perché comunque anche l'utilizzo delle mail ha avuto un momento di grande, forse lo stava nel senso che riceviamo talmente tante che... elimina tutto. No, ma ormai praticamente siamo andati alla mail, poi ti mando un messaggio perché tanto, scusami, hai visto la mail e poi e ti ritorno, è un processo che torna indietro, ma non è reale, cioè uno dice la mail no, perché ormai abbiamo 1000, io stessa dico, mamma mia, sono 5 giorni che devo cercare di smaltire le mail e non riesco a farlo perché poi le giornate... Intanto la vita va via. Sì, perché poi non è un giorno, è una settimana, un mese, un anno, è sempre così. Io avevo detto a Natale... Selezionare, fare un elimina tutto ogni tanto va bene. Le vacanze di Natale sistemo le mail, siamo arrivati, non siamo a agosto perché arriviamo così, quindi sembra di no, però è vero. E poi dispiace perché poi io sono una persona, per esempio, che a me fa veramente piacere coltivare rapporti, ma non lo faccio infatti io lo faccio proprio perché ci tengo, mi fa piacere incontrarci, andiamo fuori, ci troviamo o mi dai un appuntamento, però veramente... Solo che l'essere umano ha dei limiti e che abbiamo superato creando poi delle situazioni un po' mostruose. Quindi lo spot va ancora? Quindi lo spot in realtà secondo me può essere comunque ancora un drive utilizzare, non è da abbandonare, nel senso che comunque è il modo per entrare in contatto con un prodotto. Oggi vale la pena che lo spot sia più normale, meno cinematografico? Dipende dalla tipologia del prodotto, perché ci sono comunque adesso, le tecnologie sono talmente avanzate, parliamo non so di sound design per esempio, cioè professionisti che fanno solo la scelta dei suoni, la scelta delle colonne sonore di alcuni spot, cioè ci sono alcuni che ti lasciano senza parole, sono pochissimi istanti di uno spot che ti lasciano, cioè vivi un sogno, io ho i brividi adesso solo a pensarci, quindi in realtà le tecnologie ci aiutano a migliorare tutti quelli che sono gli strumenti, quindi come una grafica nella carta stampata riusciamo ad averla magari con in 3D. Sì, esatto, abbiamo delle visualizzazioni addirittura con le app, anche degli spot ci possono lasciare senza parole. Ecco che però secondo me bisogna continuare a diversificare, quindi sì, va bene mantenere, però anche creare delle altre attività, quindi non solo focalizzarsi su un mezzo o su uno strumento, ma non prescindere dal fatto che io credo che gli eventi siano molto importanti, ma perché lo vedo, cioè io vedo che poi quando le persone si riuniscono assieme, si trovano assieme in un momento, siano essi, non so, i responsabili commerciali in un'azienda perché fanno un evento incentive, quindi hanno bisogno di trovarsi, magari è il momento anche in cui bisogna dare delle direttive, ma è anche il momento per creare una cena insieme. L'aspetto umano non bisogna mai tralasciarlo. No, assolutamente no. E quanto è importante anche l'effetto sorpresa? Che non deve essere il coup de théâtre, ma può essere insomma quell'attenzione, quella piccola attenzione. L'effetto sorpresa, la coccola, non lo so. Sì, la coccola e i dettagli mi piace dire, quindi l'attenzione al dettaglio che è un qualcosa di assolutamente secondo me fondamentale, cioè io sono una rompiscatole pazzesca, cioè guardo anche la virgola sempre, la salvietta, tutto perfetto in un catering ma la salvietta era messa, perché è importante? Perché magari su 100 persone 99 non la notano,
monotono, però stai sicuro che ci sarà la persona che lo apprezza e quella è veramente la tua, tra virgolette, vittoria, cioè quello è il tuo momento in cui dici ho fatto veramente una cosa fatta bene, ma non perché ti devi sentire bravo, ma perché devi aver costruito una cosa fatta veramente bene. E la coccola è sicuramente legata a questo, perché veramente secondo me è proprio il coronamento di quello che è l'effetto dettaglio. Perché abbiamo bisogno anche di un po' sì, di ma sono piccoli gesti, perché di... non serve fare grandi show, ma un piccolo dettaglio. Cerco sempre magari di suggerire, non so, agli eventi di consegnare una piccola cosa. Allora tanti dicono, ma non abbiamo il budget, ma cerchiamo di, allora, lo so, facciamo un'attività carina che possa avere un ricordo, oppure anche, non so, una musica particolare che possa rimanere proprio nel cuore, quello famoso, quell'emozione che uno si porta a casa. Lasciare un piccolo segno. Sì, sì, che sono venuto non perché c'era mi ha invitato, dovevo venire, io ecco quelli che dicono no, devo andare, per me viene l'ansia, ma no, tu, infatti io mi fa piacere. Poi magari dicono un bel pomeriggio, una bella serata, no? Sì, ma no, vengono perché gli fa piacere, sanno che comunque qualcosa, a prescindere che magari trovano l'amico, l'amica, certo. ma vengono, ne escono comunque con qualcosa di... Così, un po' di emozione. La squadra giovanissima, lei prima faceva riferimento, che poi tra l'altro lei è giovanissima, faceva riferimento agli studenti, ma nel suo team ci sono ragazzi che erano studenti fino all'altro giorno ed è un approccio corale. Sì, mi ritengo fortunatissima, lo dico sempre perché io ho sempre costruito il mio percorso da sola, nel senso che veramente sono andata avanti, ho costruito, ho camminato e mi si sono presentate delle situazioni veramente fortunate. La prima tra tutte è stata mio fratello, perché comunque quando... Come si fa a lavorare col fratello e non finire mai a scontrarsi? No, beh, naturalmente non è facile, però è anche veramente bellissimo, cioè io penso che quando lui 4 anni fa mi ha detto, io gliel'avevo proposto ma senza grandi forzature, avevo un evento grosso, mi aveva dato una mano e poi gliel'avevo proposto e lui senza così, poi lui non è uno di tante parole, abbiamo 2 caratteri un po' diversi e ha deciso di farlo, non l'ha detto neanche a me, è venuta la nostra pediatra, avevamo un evento e mi ha detto congratulazioni, ho saputo, e io ma di cosa? Non so, di tuo fratello, che bello, io, sì, ero proprio veramente, avrò fatto poi io non riesco a nascondere, faccio boh, no, che lavorate insieme, ho detto lavoriamo insieme, che bello, è stata una soddisfazione bellissima, quindi lavorare assieme, poi ci occupiamo di ambiti diversi, quindi cerchiamo anche di differenziare, ovvio che io sono sempre la sorella maggiore, sono il capo e quindi comunque è un po' difficile, però è bello. Ma riesce in qualche modo a esercitare in senso buono la direzione su... No. Ecco. Punto. No, perché credo che sia di base non riesco a farlo, no, nel senso che vabbè, comunque poi per me o magari col fratello si è più severi. Ma in realtà per me li voglio talmente bene a prescindere da tutto che anche insomma gliele lascio correre tante, però mi dà tantissimo, cioè quello che mi dà è molto più importante di quello che dovrei pretendere, quindi e questo l'approccio anche con i propri collaboratori? Sì, assolutamente sì. Cercare di prendere credo... quello che ciascuno ha da dare e valorizzare le capacità del singolo? Sì, credo che sia molto importante, perché poi come dicevamo prima il discorso di studiare per fare, si può smettere di studiare anche a 50 anni, puoi cambiare, però quello che poi uno si sente motivato a fare è diverso, ecco perché per esempio io ho iniziato la mia prima collaboratrice effettiva, ufficiale, è stata una ragazza che ha scritto una tesi di laurea su di me, quindi io l'ho conosciuta, era molto perplessa all'inizio sugli eventi, ha detto ma cosa saranno, era perplessa, però mi ha detto una cosa che siamo andate subito d'accordo, perché io sono una persona molto precisa, ho detto ah, perfetto, ho detto sono precisa anch'io, quindi non potevamo che andare d'accordo, e da lì si è iniziata a appassionare così tanto, lei doveva ancora laurearsi e che praticamente è entrata subito nel nostro team, quindi non ha più consumato l'università, io sono andata alla sua laurea, ero più emozionata quasi di lei perché veramente mi ricordo ancora quel giorno, e adesso insomma dopo neanche 2 anni ho un contratto a tempo indeterminato, quindi comunque le persone che hanno voglia di fare e di crescere una strada la trovano. Un'altra ragazza, la seconda, si chiamano tutte e 2 Chiara, tra l'altro è simpatico perché io mi chiamo Giulia Maria, mio fratello Gian Matteo, tutti e 2 GM, e loro due tutte e 2 CZ, quindi adesso diamo Chiara 1, Chiara 2 perché sennò c'è confusione. Una tesi su di lei, ma c'è una storia, la sua famiglia è la famiglia Pagnossin che ha fatto la storia non solo a Treviso ma anche in Italia, e
C'è quasi anche un percorso, no? La Fornace Pagnossina che è stata trasformata in centro culturale, quasi credo a suggellare un sogno che era di suo nonno, che in qualche modo lei incarna. Che cosa ci può dire? No? Sono quei nomi storici, sì. quei nomi che pesano. Io è un cognome che porto con grande orgoglio, perché purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscere mio nonno, e forse è meglio così, perché assieme non so cosa avremmo combinato, ma sicuramente questa energia e questa dote imprenditoriale sicuramente la devo a lui. È un uomo che ha sicuramente dato tanto, nel senso che per lui il concetto di azienda era prima di tutto le persone che lavoravano, e da quelle ha costruito, insomma, quella che poi è stata per diversi anni. Purtroppo lui è scomparso prematuramente, quindi non ha potuto vedere poi realizzato il suo sogno. È stato quello di creare una realtà che fosse veramente diciamo testimone dell'imprenditoria vera, e quindi ha portato, proprio l'altro giorno ero a casa di mia nonna e ha chiamato il presidente dell'associazione folcloristica trevigiana, che compivano 50 anni, e praticamente sono stati fondati grazie a mio nonno. Ha aiutato tantissime persone. Io vivo dei ricordi, mi fermano le persone e mi dicono: no, tuo nonno mi ha fatto i primi piatti per il ristorante, sono partito grazie a lui, piuttosto che il mondo delle sponsorizzazioni. Adesso per noi è banale il tema delle sponsorizzazioni, vedere questi grandi adesivi, queste grandi cose, ma la prima azienda italiana dopo le aziende del tabacco che hanno sponsorizzato la Formula 1, che ha sponsorizzato la Formula 1, è stata la Pagnossina, e quindi io ne vado veramente fiera, perché adesso sembra dire una cosa, ma all'epoca... Questo visto che appunto non ha avuto modo di conoscere suo nonno, però attraverso sua mamma, attraverso sua zia, insomma la storia dell'azienda la permea anche la sua attività. Prima sponsorizzazione per una passione per la Formula 1, perché si era capito che investendo nello sport comunque ci poteva essere sia la realizzazione di quelli che potevano essere dei valori umani, tra virgolette, ma anche insomma un volano economico non indifferente. No, assolutamente, proprio come diciamo abbrivio di questo volano che prima di tutto voleva essere comunque il fattore squadra, quindi per dire, ho citato la Formula 1 solo per dire il discorso internazionale, ma le sponsorizzazioni più importanti sono quelle legate al mondo del basket. Infatti comunque, sì, no, perché sennò sì, ci mancherebbe, anzi poi io sono cresciuta nel basket, quindi no. Tra l'altro mia mamma si è trovata ad essere la più giovane presidentessa d'Italia, perché quando poi è morto mio nonna è stata presidente di Gorizia, che c'erano i basket dei ragazzi, degli uomini, e mia mamma è rimasta presidente del basket Treviso, tra l'altro è l'unico scudetto che è stato vinto. Quindi proprio il concetto di squadra, il valore, anche quando così ogni tanto ho la fortuna di trovare qualche ragazzo, qualche allenatore. Adesso sto dialogando con un giornalista dell'epoca, perché vorremmo scrivere un libro proprio sulla storia di Giulio Pagnossina, non sull'azienda, ma proprio di quello che era l'uomo, cioè di cosa è riuscito a mettere insieme per creare questo nome di questa azienda, che appunto insomma è rimasto insomma nei cuori, mi piace dire nei cuori, perché comunque quello che ha costruito. Poi sì, le collaborazioni sono state molto belle, perché ci sono stati poi famosi designer, cioè è stato proprio tutto un mondo molto bello. Però suo nonno, secondo lei, è stato un capitano di industria che poi è una generazione antecedente, se vogliamo, alla generazione degli imprenditori del miracolo del Nord-Est. Che cosa direbbe, secondo lei, di questa evoluzione della crisi e anche del suo modo di operare come imprenditrice? Ma io credo che veramente un po' tutto riparta da quello che è stato la mia prima, quello che ho detto proprio all'inizio, cioè parte da una motivazione che una persona si deve sentire dentro ed essere però veramente vera, perché è vero che poi ovviamente il mondo quando è un'industria, un'azienda di qualsiasi genere, hai a che fare con ovviamente dinamiche economiche molto importanti, molto severe, soprattutto in un mondo così difficile come adesso, che con tutte queste impatti economici pesanti, però la motivazione, il fatto di dedicare veramente tanto, di crederci moltissimo, di non fermarsi mai, di continuare sempre a spingere veramente anche in ambiti diversi, cioè non focalizzarsi, magari
in quel momento tu pensavi una cosa, però devi anche avere l'onestà di dire magari adesso non è proprio il momento, cerchiamo un attimo di magari prendere la strada più... Quindi molta umiltà, è questo il messaggio. Sì, io credo che però possibilità ce ne sia, quindi... Un'ultima cosa, 30 secondi, un cognome che nella sua attività alle volte le pesa oppure no? No, assolutamente, motivo di grandissimo orgoglio, sì, grandissimo. Io ringrazio Giulia Maria Dotto per questo viaggio anche nella storia dell'impresa del Nord-Est. Torniamo domani mattina, altri ospiti, altri argomenti, altre storie. Grazie, arrivederci. Grazie.